Avete indovinato? Stasera parliamo di peste. Siete intelligenti, molto, e intuitivi soprattutto, intuitivi. I miei ripetenti mi hanno già sentito parlare di peste, ma questa sera aggiungiamo qualcosa in più, magari. Allora, la peste era la fine del mondo e nel 1300 la rappresentavano così con le danze macabre, ve ne parlerà Lorena, immagino, scheletri che suonavano il tamburo, le trombe, danzavano, ballavano, danze macabre e portavano con sé l'intero mondo. La peste era la fine del mondo. La parola è terribile, ancora oggi quando una malattia nuova compare la chiamiamo la peste. Vi ricordate l'AIDS? La peste del secolo XX. Ha lasciato una traccia indelebile nel nostro DNA, la paura della peste. In latino significava distruzione, rovina, epidemia, la fine del mondo. Quante pesti ci sono state? Beh, prima di Cristo non abbiamo dati sicuri, qualche storico ipotizza 600 epidemie, qualche altro più moderato ne ipotizza una quarantina. Dati più sicuri invece li abbiamo dopo Cristo, con 3 grandi pandemie. La prima è la peste dell'imperatore Giustiniano, si ferma in Europa 300 anni e lascia dietro di sé, gli abitanti non erano quelli di oggi, 150 milioni di morti. Poi la peste del basso medioevo, dura, sta qua con noi e nel bacino del Mediterraneo per 500 anni, finisce nel 1844. I soldati di Napoleone nella spedizione in Egitto, vi ricordate la data? 1798, battaglie delle piramidi, eccetera, che morivano come mosche, morivano di peste, era ancora la peste del basso medioevo. E poi l'ultima peste, quella della fine dell'Ottocento, sono 2 in realtà, e dell'inizio del Novecento, che va avanti fino al 1948. Non immaginatela in posti lontani. Ha colpito anche Parigi, ha colpito anche Lisbona. Guardate che molti dei morti dopo la Grande Guerra, creduti morti della famosa spagnola, in realtà sono morti di peste polmonare. Di peste polmonare. Oggi la peste fa ridere, la sicura, avendo le medicine, però è endemica in alcuni luoghi del mondo, l'Africa, l'Asia, l'America Latina, e adesso vi meraviglierete, ma è così, anche in alcuni posti degli Stati Uniti la peste è endemica. Allora, la peste che interessa a noi stasera, che siamo in vena di allegria, è la peste del basso medioevo, quella che al primo passaggio, 1347-49, ha lasciato 25 milioni di morti. È la peste di cui ci parla il Boccaccio, nel suo, è l'ondata di cui ci parla il Boccaccio nel suo Decamerone. Quali erano le conseguenze della peste? La fine del mondo, la paura, e poi i figli che abbandonavano i genitori per paura del contagio, i genitori che abbandonavano i figli per paura di essere travolti da quella morte terribile, le città che si spopolano, l'abbandono delle terre, coltivare per chi se nessuno più mangia, e di conseguenza il crollo dei prezzi, lo sconvolgimento del mercato, l'impoverimento delle classi sociali che erano le grandi proprietarie terrieri, e cioè i nobili e la Chiesa, l'aumento vertiginoso del costo della manodopera, perché poche erano rimaste le braccia in grado di lavorare. Lo sconvolgimento che la peste portava era totale, era veramente la fine del mondo.